Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. NBA 2K14, siamo a Los Angeles Clippers, Utah Jazz. Ragazzi, devo riscattare le ultime due sconfitte pesanti, anche un po' per colpa mia. Siamo contro i Clippers di Griffin e Paul. Dobbiamo assolutamente fare bene, qua siamo contro un maestro, Paul e Griffin, eccoli qua. Dai ragazzi, il Comandone vuole fare una gran prestazione a Los Angeles. 2 sconfitte consecutive era da tanto che non succedeva, E che non dovevamo perdere assolutamente contatto con le prime, perché voglio qualificarmi bene per i playoff. Paul. E subito Paul parte con 2 punti facili. Vai Comandone, per cortesia. Jefferson. Billups. Jefferson. Cerchiamo di fare le cose semplici. Vai. Jefferson da solo. Solo rete. Ah, Dio mio, devo un po'. Ho giocato forse troppo. Come si dice? Ho giocato troppo per me stesso, per le statistiche, meno per la squadra, e questo mi ha portato a perdere 2 partite. Allora, calma, Comandone, per cortesia. Adesso dobbiamo pensare solo ed esclusivamente alla squadra. Se pensiamo alla squadra, le statistiche positive arrivano. È una logica conseguenza. Dai, Come. Vado, hanno aperto il blocco qua. Vai Come, bravissimo Come. Favors. Errore qua di Favors. Paul veneziano, numero 7 contro il numero 3, sfida incredibile. 8. Blakeone in panchina. Mullens. Mamma mia, ragazzi. Momento non facile per Utah. Per carità, è vero che stiamo facendo una stagione al di sopra delle nostre possibilità, però Favors, buonissimo. Paul. Chris Paul, ragazzi, occhio a Paul. Vai che il Comandone si può distendere, vai Come. Mamma mia, cosa ho rischiato. Bravo Comandone, buon passaggio, insomma. Prova il tiro. Un mattone proprio. Purtroppo un mattone questo attacco del Come. Paul. Bravo, buona difesa, no, roba nostra. Utah è scesa, Utah è scesa al 4° posto del 3º, vabbè. Siamo qui allo Staples Center di Los Angeles. Defense. Fallo e va in lunetta con il tiro libero supplementare. Grande Favors. Buono. Il Kuma è tranquillo, non vuole strafare oggi. Rush. Passa in mezzo. Da 3, dall'angolo. Bruttissimo, ragazzi, veramente abbiamo iniziato malissimo dal campo. È un 0 su 2 pesante. Dai, prendiamo il rimbalzo, ottimo rush. Vai Comandone, bravo. Vai, bravissimo. No, avevo letto l'azione in maniera bellissima e poi vado a sbagliare così il cane. Ma ragazzi, cioè, ci svegliamo?
Cioè, come ho capito di andare tranquilli, però no, un 0 su 3 ai primi 3 tiri. Mamma mia, che inizio spaventosamente orribile. Almeno arriva il fallo. Primo libero segno, primo punto comendiano. Ma non va bene, ragazzi, non va bene. Forse il Cume sente un po' anche la stanchezza e la pressione. E si è considerato il favorito per il Rookie of the Year. No, questo non è fallo, però, no, scusate. Questo non è mai fallo. Non è mai fallo questo, vabbè. Va bene. Bene, 2-4 Utah, 2-7 LA Kitsch, che no, come si dice, Los Angeles Clippers, va bene. Buono, insomma, neanche tanto buono. Attenzione, siamo contro Griffin. Niente, non ne entra uno, ragazzi, non ne entra uno. 0 su 4. L'inizio peggiore della storia del veneziano. Che momento di merda. Devo sbloccarlo però il Cume, se no qua fa male tutta la partita. Guarda che roba, guarda che roba. Un momento non facile per Utah, Non mi interessa però di Nate Robinson. Bello sto passaggio, bravo. Complimenti vecchio mio, complimenti. Sbaglia anche il passaggio. Ragazzi, momento difficilissimo. Addirittura, via. Finita la pacchia per Utah, iniziano i veri problemi. Dai, sveglia, fio, sveglia. Zero su 4 veramente pesante il Comendone, però. E soprattutto anche un 2-6, 3-1 per i Clippers, che è la cosa più importante. Proprio male. Ok, Sandra Bullock. Ma dai, ma no, ma non voglio, guarda, non ci voglio credere, no. Un po' di tensione per i veneziani, infatti l'allenatore mi ha messo in panca. Più 8 Clippers. Dai, cerchiamo di prendere per mano sta squadra. Passaggio per assist. C'ho qua il grande Polmi. Non mi fa vedere palla per il momento. E vaffanculo, è silenzio, è silenzio. Prima palla recuperata dal Cume. Mamma mia, che passaggio di merda che ho fatto anche qua. Sono un po' nervoso purtroppo. Guarda anche Billups come la perde, non ci... Siamo già al quarto fallo, al secondo quarto, vabbè. Va bene. Ragazzi, momento veramente complicato per Veneziano. Deve gestire bene questo suo primo momento di crisi in NBA. Altro errore. Ennesimo errore. Mamma mia, ragazzi. Che imbarcata che prendiamo qua. Terza sconfitta di fila. Crawford. Silenzio stampa Comendiano, ragazzi. Paul 12 punti, 2 assist e 2 rimbalzi. Confronto al Cume, tutta un'altra cosa.
Ma no ragazzi, ma veramente palla e clip. Boh. Non so cosa dire ragazzi, non so proprio cosa dire. Paul. Crawford. Dai ragazzi, Billups. Subito il comandone e vaffanculo, dai. Finalmente 1 su 5. Ma c'è bisogno del miglior Kume. Che sporo, fiore. Ma cos'è quest'uomo? Chris Paul in faccia. Bravi, buona azione questa, dai. Più 10, però sarà molto duro recuperare, ragazzi. E ne prende rimbalzo un... Ma dai, ma non ci credo. Ha preso un rimbalzo, era più alto di 50.000 chilometri. Buono, dai. Dai, cazzo, dai, che possiamo ancora recuperare, cazzo. Nell'NBA 10 punti non sono niente, mancano ancora 2 quarti e qualcosa. Griffin, mamma mia, che stoppone a Griffin. Doppia stoppata a Blake. E si gode. Billups. Il comandante l'appoggia, dai. Dai che vogliamo la remontata, Paul. Paul versus veneziano. Ma cosa? No, ma ragazzi, ma è immarcabile. Immarcabile, ragazzi. Immarcabile. 2 liberi perfetti e sempre più 10 Clippers. Bellissima. E vaffanculo, dai, 3 canestri consecutivi per il Comendone. Dai. Era troppo brutto per essere vero prima. Da solo. Dai. Dobbiamo fare un mini break e recuperare. Ma c'è bisogno veramente del miglior Comendone. Bravo, veneziano nel quarto canestro consecutivo. E silenzio. Dai. Bravo Comendone, questo è il Comendone che vogliamo. Dai, marcalo bene, Paul. Ma vaffanculo. Dai, Kume. Ragazzi, Paul fa quello che vuole, purtroppo. Ancora dall'angolo. E vaffanculo, quinto canestro consecutivo. Dal 20% dal campo al 55%. Mamma mia, il Comendone ha fatto 2 minuti veramente da urlo, Fallo. Bravo Comendone. Dai che sono stracaldo. Bravissimo. Mamma mia, cosa sta combinando il Kume. Stiamo rientrando in partita. Il Kume ha fatto veramente un secondo quarto pauroso. Bravo Kume. Stiamo rientrando in partita. Paul fa quel che vuole, però Paul. Dai che è ancora nostra. Billups. Come stiamo giocando adesso, ragazzi, non sto più sbagliando niente.
Pazzesco, ragazzi. Si è svegliato il Come, 10 punti. No, ha fatto 14. No, da solo. I Clippers non ci sono più, ragazzi. Spettacolo. Calma, 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 calma. Si è risvegliato il Come, ragazzi. Si è risvegliato il Come, si è risvegliata Utah. Occhio. No! Merda, grande. Crawford. Comodore ha fatto, mi pare, 7 canestri consecutivi. Adesso non ricordo. Una cosa devastante. Che assist! Signori che Come adesso. Signori che Come. 63 dal campo dopo il 20 dal campo dopo 5 tiri. Pazzesco. Paul. Dai, portiamolo fuori. No. Più 2 ancora Clippers. Momento stratosferico per il veneziano. No, no, però non può tirare sto coglion. Ma dai, ma no. Che fastidio, che fastidio. Ecco, da solo Paul. Bravi ragazzi, bravi. Ancora sto coglione. Da 3, ti prego, mettimela. Questa la doveva mettere, però. Questa la doveva mettere, cazzo. Adesso prendo il più 4. Ma va a cagare. Ma va a cagare. Ecco, tutto perché su un coglione Jefferson, no? Più 4 Clippers, ma siamo in partita. Il Comendone ha fatto 6 minuti da fenomeno vero, Proprio la MJ. Grandissimo Come, veramente un Come devastante. Ha fatto un primo quarto, uno dei peggiori della storia, ma 6 minuti pazzeschi. Ai. 6-2 Utah, 6-7 Clippers. Burke. Grandissimo triplone, bombone di Burke. Meno 2 Utah, che partita, ragazzi. Vabbè, se perdo anche questa di 2 mi girano i coglioni, però, E ancora il Comendone non sbaglia più un canestro. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, cosa sta tirando adesso il venezianone. Non ci vogliamo credere più. Questo è il Come, ragazzi. This is Come. Ne può sbagliare 5 consecutivi e poi ne mette 8. Qua perché tira il coglione? Madonna, Kenter. Ecco, non riusciamo mai ad andare in vantaggio e poi prendiamo. Ma vaffanculo, il gioco da 3. Meno male Blake che l'ha sbagliato. Ma vaffanculo, però. Williams. Oh. Ancora niente, basta, non te la passo più. Deficiente, che sei anche un cesso di merda, Kenter. Ma non ne mette una neanche per sbaglio, sto leccione, dai. Ecco, coglion. Occhio, Robinson da solo. Ma va a cagare. Bravissimo Come. Sto patona, primo errore del Comendone dopo la serie. Adesso devo stare tranquillo. No, ti prego. Ma no, ma no.
faccio un culo così e dopo prendiamo ste bombe da 3, ma va a cagare proprio. Fallo, allora non arriva il punto e dei liberi non sono un super campione. Basta, a me di Robinson non me ne fotte un cazzo. Ecco, primo libero sbagliato, vaffanculo. Dai, partita anche questa sfortunata a mio parere, cioè... Loro mettono tutto, un periodo che non va niente, aiuta. Ma d'altronde mi aspettavano qua da solo. Eravamo troppo messi bene in classifica, non siamo squadra da terzo posto di conference. Che brutto errore questo. Ma la stavo recuperando io invece non la Vabbè. Va bene. Oh, stesso errore, lui invece è ritornato addosso, vabbè. Questa è un'altra terza sconfitta consecutiva, forse non è mai successo questa stagione. No, ma neanche questa non me... No, ragazzi, cioè non ho parole. Subito, bravissimo Comendone. Adesso il Come non ha colpe però, Ancora da 3? Beh, che cazzo, cioè cosa sono? Vai Carter. Fallo, merda umana. Dalla linea della carità. Buono. Buono, mamma mia, 2 libri non bellissimi, ma tutti e 2 dentro. Burns. Fallo personale di Griffin, manco mal. Dai ragazzi. Favors. Mamma mia che numero qua, grandissimo. Comunque ho visto 28, non ha media punti 28. 28 punti a partita, non ho ben capito quella statistica, forse l'ho visto in velocità, vabbè. -2, siamo tornati in corsa. Che partita ragazzi. Palla Clippers, adesso non pensiamo alla double. Che tensione, non voglio perdere la terza, però i Clippers sono i Clippers, fioi. Griffin. Bravi. Vai come il Comendone subito. Il Comendone da solo la appoggia al tabellone. 8-0. Adesso proviamo ad andare in vantaggio, porca mignottona. No, da solo. Griffin recupera. Griffin, ragazzi. E dopo però la sbaglia e quanto go. Dai. Proviamo ad andare in vantaggio. Proviamoci. No. Dai, meno un libero, stronzone. Ma va a cagare. Ma perché sempre a lui quando siamo in vantaggio? Madonna, ma perché? Alleluia. Ci dobbiamo difendere alla grande. Sono rimasto fatto 4 falli nel primo quarto, poi basta, è incredibile. Ecco, appena detto, quinto fallo.
Proprio grande Kume. The best Kume in the world. Cagarda. 78 pari. Più 1 Clippers. Niente, cioè riesco a tenere il vantaggio. Burke. Carter. Bravissimo Kumendone, mamma mia ragazzi. Non ho quasi più sbagliato niente, Dopo il primo quarto ragazzi un qualcosa di devastante. 8-0 Utah, 7-9 Clippers. Dai cazzo, c'è l'ultimo quarto. Cazzo, più 3 Clippers. Bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Meno 1, niente, siamo sempre là ragazzi. Può succedere di tutto in sta partita. Paul. Ho solo un fallo purtroppo. Crawford a casa sua. Bellissimo. Bravi, madonna come dei tagli spaventosi comunque. 70 dal campo, 29 punti, 8 assist. Cosa posso fare di più? Non lo so. Crawford. Fallo di Billups. Ma mi ho rischiato il fallo anch'io qua, porca puttanona. Primo libero a segno. Secondo lo stesso. Più 4 Clippers, più 4 Clippers, più 4 Clippers. Dalla... No, di là, era per Jefferson, ma era per... Sì, però... Cioè, non posso però sbagliare perché lui non fa i passaggi giusti. Era per Jefferson, scarico da 3, va bene. E queste cose non le sopporto. Ecco, così era, questo è lo schema. E Jefferson la no, basta, è finita, dai. Vaffanculo, mi sono nervosito come al solito. Sconfitta, ma era inevitabile, ragazzi. Cioè, sono un po' frustrato in questo momento perché gioco bene, però la squadra perde. Troppi falli pago il primo quarto, che ho fatto 4 falli nel primo quarto. Vabbè, devo migliorare ancora su questo, ragazzi, sono un rookie. Però penso insomma di fare risultati incredibili. Sì, vabbè, ciao ciao. Raga, un saluto del commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.